Si è spento a 91 anni nella tarda serata di ieri nella casa del clero dove viveva da anni Monsignor Canuto Toso, per tutti il parroco degli emigranti. Originario di San Martino di Luperi, era stato ordinato sacerdote nel lontano 1957 e per molti anni è stato direttore dell'ufficio diocesano Migrantes. Nel 73 fondò l'Associazione Trevisani nel Mondo come punto di riferimento per chi era partito dalla Marca a Catar Fortuna. Accanto a lui un altro volto dell'associazione diffusa in tutti i continenti. Riccardo Masini, per oltre 20 anni direttore dell'associazione. Più che un braccio operativo, forse l'alter ego laico di Don Canuto. E non a caso oggi pomeriggio Masini lo ricordava così. Una parola, un ritratto. Intanto Don Canuto, ascolta quasi, è la prima volta che non siamo insieme come al solito. Comunque capisco che te si comì. Don Canuto è una persona del tutto particolare perché se vogliamo inquadrare quello che lui ha fatto, diciamo che, ma come, un uomo solo che ha fatto queste robe qua, sì, si può aiutare, ma l'idea, il pensiero, lo sprone e compagnia bella che ha sempre dato lui, perché già era innamorato proprio di trevisani nel mondo fino all'osso. Quando andavo all'estero, avevo capito ben cosa che sei. E stendo vessi, insomma, era tutto un stendo vessi, uno in Dio, ma anche altro, dove che andava. E che li incantava tutti, perché diceva cose concrete. E difendeva i diritti umani e civili, della famiglia, della lingua, del voto, ricordiamoci, perché Trevisani nel mondo ha buttato a semenza del voto fin amen a suo tempo e anche in quello che siamo arrivati. Ecco, questo è tanto. A nome della diocesi, Don Bruno Baratto, nel comunicare la scomparsa di Don Canuto, lo ricorda come anche negli ultimi anni la sua attenzione non sia mancata verso la nostra nuova emigrazione, quella dei giovani cervelli trevigiani, comunque come i loro nonni, in cerca di una vita migliore. Tra i messaggi di cordoglio quello dell'attuale presidente della Trevisani Franco Conte, che ricorda come il suo impegno proseguirà nel solco tracciato da Monsignor Canuto. Grande vicinanza alla diocesi e all'associazione da parte del sindaco di Treviso Mario Conte, che ricorda come la città lo abbia voluto premiare per il suo impegno con i Totila d'Oro. I funerali si terranno nel pomeriggio di mercoledì nel Tempio Trevigiano di San Nicolò. Esequie che Antena 3 trasmetterà in diretta televisiva e in streaming per permettere a tutte le comunità trevigiane sparse nel mondo di dare l'ultimo saluto al parroco degli emigranti.